Federico Gatti, secondo posto. È ovvio che a 10 minuti dalla sconfitta nella finalissima dei Campetti è difficile esprimere un giudizio, comunque devi fare questo sforzo qui. Dici un po' com'è andata questa finale. Ma siamo partiti molto bene, molto aggressivi, siamo andati avanti di 10-12 punti così. Poi dopo loro sono una squadra di alto livello, fisicamente a ribalzo così ci hanno un po' sovrastato, un po' alla volta ci hanno raggiunto, dopo è difficile giocare i palloni finali quando l'inerzia della partita l'hanno gli altri, i sono stati bravi a non mollare fino alla fine, si è giocato sugli episodi, stavolta è andata così insomma. Torneo dei Campetti, vedi un po' questa edizione qui 2012 che ti ha visto in maglia bianconero, per il primo anno in maglia bianconero, dimmi un po' come hai visto questo torneo dal punto di vista tecnico e qualitativo. Allora, la qualità del torneo come sempre è stata molto alta, sono state partite molto belle, si sono visti ragazzi molto interessanti. Poi a me piace tantissimo l'idea di riportare questi ragazzi al campetto, l'idea di proprio che parte dalla passione per questo gioco, si vedono sempre meno ragazzi in cortile che giocano così, è un'idea che mi piace veramente molto. Grazie a Federico Gatti della Virtus, seconda classificata al torneo dei Campetti.